A Padova questo è stato il mese di gennaio più inquinato dal 2012 e dall'inizio di questo 2020 ci sono già stati 28 sforamenti, in pratica tutti i giorni. Scatta così l'allerta rossa che vieta la circolazione anche ai diesel Euro 4, compresi quelli commerciali, per i quali il divieto è limitato alla fascia oraria 8.30-12.30. Scatta anche questa allerta rossa che dovrebbe bloccare anche i commerciali Euro 4. Però il problema è quanto veramente diminuisce il traffico, perché le deroghe sono tantissime e bisognerebbe avere i dati da parte del comune, se lui stesso li ha, su quanto veramente diminuisce il traffico da ottobre a marzo, poi durante l'allerta. Un provvedimento valido solo, sostiene Legambiente, se c'è un drastico calo dei veicoli in circolazione. Inoltre attendere 10 giorni prima di applicare il semaforo rosso è troppo. Ci sono poi consigli anti-smog individuali che possono proteggere la nostra salute. Innanzitutto evitare di correre e fare attività fisica all'aperto. Evitate se possibile gli sforzi all'aperto, cioè chi per esempio fa footing, jogging, fa iperventilazione, questo fa inalare più PM10. A rischio cani e bambini che respirano a poca distanza da terra. I bambini, cercate di non tenerli sui passeggini, quindi usate il portabambino, lo zaino portabambino o tenetelo in braccio. I ciclisti cerchino di non andare troppo veloci perché più spingono sui pedali più si va in iperventilazione respirando profondamente. Inutile anche chiudersi in casa pensando di essere al sicuro. A casa non serve a niente tenere le porte chiuse perché le polveri sono così sottili che passano lo stesso e più in casa c'è anche l'inquinamento indoor, quindi arieggiate pure. Quanto alle mascherine, indossare quelle di Garza serve a poco, non sono in grado di fermare le polveri sottili. Quelle davvero filtranti che vediamo indossate ad esempio dagli agenti di polizia municipale si possono trovare nei negozi di antinfortunistica ma costano molto di più, attorno ai 15-20 euro.